abbiamo parlato nello scorso video di due figure molto fondamentali della Sardegna. Però adesso approfondiamo la seconda figura di cui abbiamo parlato. Ne parliamo in maniera molto più approfondita e molto più dettagliata. Si parla di Satitta d'Ora, ovvero la lamentatrice funebre. Tenetevi molto concentrati, perché è una storia che va molto avanti ed è una figura che purtroppo è andata dispersa a causa della modernità e dei tempi che sono fuggiti via, tempi che non torneranno più, nei modi belli e nei modi brutti. Satitta d'Ora era una figura di cui la Sardegna che fu non poteva fare proprio a meno. E questo andiamo su una scheda dettagliata. E no, non sto fumando, qui fa freddo, fa molto freddo. Ah, dimenticavo, dato che si tratta di un argomento molto delicato, sconsiglio delicatamente la visione chi è particolarmente sensibile su questo argomento. La morte e di conseguenza il lutto non ci è nuovo. Già da secoli, millenni, la morte e il lutto stesso rappresenta una parte imprescindibile della vita di un essere umano, una sorta di passaggio, chiamiamola così, purtroppo obbligato. E Satitta d'Ora era una figura che era imprescindibilmente attaccata alla morte. Il lutto in Sardegna poteva durare una vita intera se il morto o la morta, il defunto o la defunta, veniva a mancare in circostanze tragiche. Satitta d'Ora di solito era una figura femminile, per la prevalenza anziana, talvolta giovane, ma sempre o spesso vedove o che avevano conosciuto in modo brusco il lutto. Erano loro che facevano da elemento portante nella veglia. Quando arrivavano, il defunto era già composto nella stuoia, predecessore del letto, coi piedi verso la porta, e si univano al dolore dei parenti, prima con un pianto comune e poi con i lamenti, i satitus, appunto. Questa figura interveniva nella fase iniziale, ovvero quando non si aveva la consapevolezza dell'accaduto, quindi quando non si sapeva nulla. Perché Satitta d'Ora era una persona che aveva una metrica particolare. In base infatti alle circostanze della dipartita dell'estinto o dell'estinta, i Satitta d'Ora stessevano veri e propri poemi con metriche precise ed accurate, e si passava dalle lodi della qualità che la persona mancata aveva in vita per poi passare a vere e proprie manifestazioni di dolore con movimenti di accompagnamento ritmici e precisi. Manifestazioni di dolore che erano tipo mani che si battevano il petto fino al principio di spellamento, colpi alle gambe o altri episodi che si avvicinavano al lesionismo. Se il defunto era stato ucciso, il lamento diveniva violento e sfociava in parole di richiesta di vendetta che a volte facevano scattare le reazioni dei parenti stessi. Questo generava in origine anche molte faide, ma la maggior parte delle volte veniva accompagnata da un silenzio tombale e da pianto e dolore stesso. Satitta d'Ora era veramente un regista, nel vero e proprio senso. Satitta d'Ora, la figura del Satittu, è stato elogiato da moltissimi artisti in Sardegna. Tra questi, una delle voci più inconfondibili dell'universo sardo, Maria Carta, nota cantante sarda, che nel 1971 ha interpretato un brano di cui Satittu, il lamento, era veramente il protagonista. Questo brano si chiamava per l'appunto Satittu, il lamento.
Questo brano è stato interpretato con una tale delicatezza che molti hanno tentato di riprodurlo, ma questo non è stato possibile. Maria Carta era inconfondibile. E come avevamo detto poc'anzi, la figura del Sartittadora si è persa, purtroppo, con l'avvento della tecnologia, con l'avvento del tempo moderno. Anche Sartittadora è andata a finire dentro quei cassetti delle figure del passato che ormai non esistono quasi più, ma qualcuno ancora richiede il loro servizio, perché certe volte il lutto è talmente forte che serve una figura che piange al posto nostro.